Soli vuol dire ti do la cittadinanza perché sei nato qui. Io faccio un altro ragionamento. Dico che c'è un tema, è un vulnus che va risolto, quello dei bambini in età scolare, quindi che sono già nati da anni, hanno anche il nostro Veneto, le nostre lingue, sui quali va fatto un ragionamento. Inevitabilmente potrebbero avere la cittadinanza solo al 18° anno di età. Tosi, a partire da Tosi, insomma, però non tutti hanno dimostrato, come dire, grosso entusiasmo per questo ragionamento che ha fatto ieri. Ma diciamo che se viene depurato dal fatto che molti hanno fatto confusione rispetto allo ius soli, ma a dare una risposta concreta, che è anche un fatto di civiltà, penso che tutti possano convenire su questi aspetti. Io ho conosciuto anche ieri una persona che si è integrata, che parla veneto, che è rumeno, che ha un bambino piccolo e mi dice io per uscire dall'Italia con il mio bambino è qui da 8 anni lui, il bambino ha 4 mesi, devo andare all'ambasciata a Trieste, fargli fare un passaporto, un permesso per poi poter riuscire a rientrare. Questi poi sono i problemi. Dall'altro penso anche che un dibattito come quello che io ho proposto è un dibattito anche di natura culturale, mi permetto di dire che guarda un po' in là e quindi è necessario che tutti esprimano le loro considerazioni, non impongo nulla a nessuno, ma nessuno mi può vietare di dire quello che penso. Ecco, Presidente, il dibattito che potrebbe diventare un po' una sorta di battaglia dalle condotte all'interno della Lega, potrà diventarlo o no? Ma questa non sarà elemento di battaglia, di ulteriore frattura. Vorrei anche ricordare che io ne ho parlato con molta semplicità e con molta tranquillità all'interno di un consesso autorevole che è stato quello della riunione dei dirigenti della Lega. Se poi queste cose non si possono dire da nessuna parte, allora forse dobbiamo cambiare filosofia, ma in quel consesso c'è chi ha condiviso, chi ha detto bah, io avrei delle perplessità, ma da qualche parte pur bisognerà programmare e anche dire le proprie idee. L'idea sia le coppie di fatto, non le coppie gay? Beh, guarda, Così, la mia posizione è chiara, io penso che il problema della politica in generale non debba essere quello di giudicare i costumi sessuali di una persona. E questo lo penso fino in fondo e quindi no a ghettizzazioni o a demonizzazioni o a omofobia perché la trovo assolutamente impropria. Dall'altro tutti i temi che si aprono al registro della coppia gay piuttosto che il tema delle adozioni non mi vedono d'accordo, però penso che il grande atto di civiltà sia quello quantomeno di tacere rispetto a questi temi.